Secondo me adesso c'è subito il collegamento da San Paolo. No. Lo sento. Non credo, Lo sai. sento, Non guardate. Non credo, sai, mi sa che ha telefonato Tony Angeli. No, credo. Che non c'è stasera. No, Tony Angeli mi ha detto. Me l'ha detto uno prima lì, ma ha guardato. Ma davvero? Giuro. C'è Tony Angeli? Ma vediamo se c'è un Tony Angeli veramente. Tony, ci sei? Scusa, Da San Paolo del Brasile? Era- Dai! Ma hai ragione. Ciao Amici di Tony! Mille Voci, ci colleghiamo allora sì, con lo studio di San Paolo do Brasil e abbiamo il nostro Tony quanto è Angeli. successo? Ciao caro, ciao! Ragazzi, Benissimo, benissimo, qui caro mio, tutti felici, qua siamo benissimo tutti quanti. Senti un po', ho una novità per voi qua, un grande interprete della musica. Ti ospito. Oggi di ospite c'ho un grande chitarrista, un grande produttore, un grande interprete della musica, un ragazzo che fa delle composizioni proprio meravigliose. Ha viaggiato negli Stati Uniti, ha viaggiato in parecchi paesi del mondo, sempre facendo successo, logico. E voi lo conoscete perché è stato là, è stato con voi. Voglio presentarvi a tutti voi adesso Luis Wagner. Hai visto? Ti ricordi di lui? Cine, Rastaman. Come stai tu? Drude? Tutto buono? Che stai facendo? Sì. Saudade! Io... La Stefania, mi hanno detto che la Stefania nell'anno che lui è stato là ha ballato con lui, è vero proprio? Solo? Bellissima ed è anche molto bravo a ballare. E senti poi, balla bene, no? Balla molto bene. Parla bene, parla bene. No, parla no, balla bene. Balla. Ma che avete ballato? Il samba o avete ballato qualche altra cosa? Samba. Mi sembra il Samba, samba, sai? tutto, molto, danzamos molto. Era il mio anniversario, come c'è l'anniversario in italiano? Me balla la tarantella. Dice che quando ha ballato in Italia nel vostro programma era il compleanno suo. Mio compleanno. 20 aprile 2009. Tutti. 2009, 20 di aprile di 2009. Bene, parliamo un poco meno e adesso sentiamo un po' questa grande persona, il grande amico mio di molti anni, Luis Wagner. E da San E da San Paolo? Paolo do